essere. Sentenza Mose, nostra intervista a Giorgio Orsoni. Il giorno dopo l'assoluzione l'amarezza dell'ex sindaco, è stata un'aggressione a me e alla città. Al via in tribunale a Treviso il processo con rito abbreviato per l'omicidio di Irina Baccale. Il giudice respinge la richiesta della perizia psichiatrica per l'ex fidanzato reo confesso del delitto della giovane incinta di 7 mesi. Drammatico incidente questa mattina a Santa Giustina nel Bellunese, un autotrasportatore muore schiacciato dal camion che si ribalta mentre sta scaricando un carico di legna. Secondo giorno di audizioni alla Commissione parlamentare sui FAS, dopo le dichiarazioni taglienti di ieri del procuratore di Vicenza Cappelleri, oggi è stato il turno dei vertici della Miteni. Il Tribunale di Genova sequestra 48 milioni della Lega Nord in seguito alla condanna di Bossi e Belsito, una sentenza politica per farci fuori Tuone e segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. Infermiere e operatrici sociosanitarie costrette a cambiarsi in uno spogliatoio dove cade acqua sporca dal soffitto. Accade nella palazzina servizi dell'azienda ospedaliera di Padova. A denunciare la situazione i sindacati. Raduno Triveneto delle penne nere a Chiampo, attesi 20.000 alpini da Veneto, Trentino e Friuli domenica mattina dalle 9 su Antenna 3 diretta dello sfilamento. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, edizione che si apre con le reazioni alla sentenza per il processo Mose. È stata un'aggressione a me e alla città. Queste le dichiarazioni di Giorgio Orsoni, ex sindaco di Venezia, all'indomani della sentenza, l'amarezza per una sentenza che non convince del tutto l'ex sindaco di cui abbiamo raccolto la sua voce nella nostra intervista. L'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, imputato per finanziamento illecito ai partiti nel processo Mose, è stato assolto per quanto riguarda il finanziamento in bianco da parte di società facenti parte il Consorzio Venezia Nuova, ma nell'altro caso, quello del presunto finanziamento in nero, su mandato dell'ex presidente del Consorzio Mazzacurati, è scattata la prescrizione. Secondo i PM Ancillotto e Buccini, questo significa che il reato c'è stato, e cioè che Orsoni i soldi li abbia presi, ma dopo 7 anni non si può più procedere contro di lui. La pensano diversamente il diretto interessato e il suo legale. Per la parte della prescrizione non sono soddisfatto, però sa, qualche amico mi ha detto che non si può stravincere e quindi prendiamo quello che viene. Non siamo contentissimi perché noi siamo convinti che invece le dazioni in contanti che sono oggetto del capo di imputazione dichiarato prescritto, noi riteniamo che non siano state date, non siano state prese, lo abbiamo difeso, lo abbiamo detto, documentato e valuteremo. Una vicenda che l'ex sindaco di Venezia non potrà dimenticare e che da quel 4 giugno 2014 ha danneggiato a suo dire anche la città. A rimetterci prima di tutto sono stato io, come persona, ma in misura analoga lo è stato anche la città, perché questa è stata un'aggressione alla città oltre che a me. Lo dimostrano le modalità con cui tutto si è svolto quel 4 di giugno. Guarda caso, quando si doveva svolgere la Biennale doveva esserci tutta la stampa del mondo e quindi bisognava far vedere che la procura dove c'erano all'epoca dei sedicenti garantisti si stava muovendo per fare un po' di scalpore. Il PM Ancillotto aveva chiesto 2 anni e 3 mesi per finanziamento illecito, a cui aggiungere il pagamento di 1 milione di euro di multa. Ora Orsoni potrà voltare pagina. Ho 70 anni, sono nonno 2 volte, spero di godermi la vita, se la salute mi assiste.
Ed ora ripercorriamo la sentenza pronunciata ieri sera nell'aula del Tribunale con le dichiarazioni dei legali e di alcuni degli imputati presenti. Mi pare che questa sentenza chiuda una vicenda molto lunga, ma chiuda una vicenda assolutamente in conformità con quelle che erano state le richieste della Procura, che ripeto devono essere viste nel contesto complessivo delle conclusioni con i riti alternativi già fatti nell'ottobre mi pare del 2014 ed oggi. Devo dire però che il processo è stato molto lungo, si è svolto in un gentleman agreement con la difesa assolutamente corretto, e devo anche dire che gli imputati sono stati sempre presenti, in particolare il senatore Mattioli, e di questo a mio avviso deve essere dato atto. Non particolarmente soddisfatto l'avvocato dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, per cui il Tribunale ha dichiarato non procedere per essersi estinto il reato per avvenuta prescrizione. Non siamo contentissimi perché noi siamo convinti che invece le dazioni in contanti che sono oggetto del capo di imputazione dichiarato prescritto, noi riteniamo che non siano state date, non siano state prese, lo abbiamo difeso, lo abbiamo detto, documentato e valuteremo. Diverso il commento del difensore dell'ex magistrato alle acque Maria Giovanna Piva, assolta. Mi pare una sentenza estremamente corretta dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della ricostruzione dei fatti. Naturalmente dovremo leggere la motivazione per dire di più. Sorriso senz'altro. È finito? Sì, si spera, perlomeno questo atto. Non si parla di prescrizione, si parla in un capo di imputazione, quello del finanziamento in bianco, del fatto che il reato contestato non costituisce reato, mentre per il finanziamento in nero perché il fatto non sussiste. Quindi una soluzione piena, senza la prescrizione, che ridà totale legittimità anche politica ad un soggetto che ha avuto solo ed esclusivamente danni gravissimi da questa vicenda. Voltiamo pagina, andiamo a Treviso, dove questa mattina in tribunale si è svolta l'udienza di comparizione per il 19enne Mihail Savchuk, il giovane moldavo, autore dell'omicidio dell'ex fidanzata, incinta al 7° mese di gravidanza, accaduto lo scorso 19 marzo tra Conegliano e Vittorio Veneto. In meno di 2 ore le decisioni prese dal giudice: nessuna perizia psichiatrica per il giovane e rito abbreviato fissato per il prossimo novembre. Mihail Savchuk era perfettamente cosciente quando ha ucciso la fidanzata Irina e il bambino che portava in grembo. L'ha deciso questa mattina in tribunale a Treviso il giudice per le indagini preliminari Piera De Stefani, quando ha rigettato la richiesta della difesa del 19enne per il rito abbreviato subordinato alla perizia psichiatrica e in subordine il rito abbreviato semplice. Abbreviato che è stato fissato per il 10 novembre prossimo, quando verrà stabilito il destino del 19enne moldavo che il 19 marzo scorso ha strangolato la connazionale Irina Bakal, nascondendo il corpo della ventenne incinta al 7° mese di gravidanza in un boschetto di Manzana tra Vittorio Veneto e Conegliano. Il giovane oggi non ha voluto presenziare all'udienza, mentre erano presenti la mamma e la sorella della giovane vittima. In meno di 2 ore oggi il GIP ha sentito il pubblico ministero Mara De Donà, che ha definito i termini di un omicidio premeditato con occultamento di cadavere, per il quale la prospettiva è l'ergastolo, che con il rito abbreviato potrebbe scendere a 30 anni di reclusione. Diversa la posizione della difesa, che insiste su un gesto d'impulso. Abbiamo chiesto un rito abbreviato, nel quale sono state evidentemente, la Procura della Repubblica ha presentato alcune prove. Queste prove riteniamo che non siano tutte valide e quindi noi dimostreremo che alcune di queste prove in realtà non sono idonee a determinare per esempio la premeditazione del reato, che noi riteniamo non sussista a tutti gli effetti. Un atto di impulso, un atto dovuto da una situazione contingente con la vittima. Non è che posso parlare oltre il dovuto, diciamo che noi riteniamo che in quel momento il ragazzo ha avuto un istinto che sostanzialmente. Posizione contestata dall'avvocato di parte civile che rappresentava la famiglia di Irina. Era un delitto assolutamente premeditato. La motivazione poteva essere questo bambino non desiderato?
Guardi, questo è quello che risulta dalle carte, ma questo è quello che ci ha detto Savchuk. La mamma chiede giustizia, quello che sarà la pena lo deciderà il giudice. Una pena adeguata alla gravità del fatto commesso, ricordo che stiamo parlando di un omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere aggravato, quindi stiamo parlando di un complesso di reati, insomma, che penso parli da solo. E all'udienza di oggi erano presenti anche la mamma e la sorella di Irina, arrivate a Treviso proprio per assistere al dibattimento. E all'uscita dall'aula la mamma ha commentato così l'assenza del giovane omicida. Signora, com'è stato l'impatto questa mattina? Sì, è stato duro. Pensava voleva che la mia figlia abbia giustizia, perché io come la mamma devo combattere. Allora voglio che la mia figlia abbia giustizia. Secondo lei non è stato un gesto di impulso da parte dell'assassino? No. Allora vado avanti. Non c'era lui oggi? No, lo aspettavo a guardarla negli occhi, ma non c'è più. Neanche madre, padre, niente, nessuno. Cosa vorrebbe dirgli? Voglio dirle, intanto l'assassino di mia figlia, voglio guardarla negli occhi per parlare con lui. Quello che mi ha detto lui, che la mia figlia è in giro con un altro ragazzo. Invece lui, già la mia figlia era uccisa, che lui ha pulito il corpo di mia figlia. Senta, com'è stato vivere questi mesi? È dura per me. Allora vado avanti. È venuta anche la sorella, giusto? Sì, è venuta la mia figlia per avere giustizia per la sua sorella. Ha chiesto il rito abbreviato, quindi... Sì, loro chiedono tanto, ma... Oggi non gli hanno dato la perizia? Non lo merita. L'assassino non lo merita. Ma scherziamo. Drammatico incidente questa mattina poco dopo le 11 in località Marianne a Campel di Santa Giustina nel Bellunese. Un autotrasportatore 57enne del posto stava scaricando con la gru del suo camion un carico di legna in un'abitazione. All'improvviso, per cause che ora dovranno essere chiarite dalla polizia stradale, il camion si è ribaltato lateralmente finendo addosso all'uomo, che è rimasto schiacciato dal mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUM, per il 57enne non c'era più nulla da fare. Sul posto anche il personale dello Spisal. Al secondo giorno di audizioni alla Commissione parlamentare sui FAS rispondono alcuni dei protagonisti chiamati in causa ieri dalle dichiarazioni taglienti del procuratore di Vicenza Antonino Cappelleri. Direi che rimaniamo focalizzati sulla fonte Miteni. Così il procuratore di Vicenza ieri circoscriveva l'obiettivo principale su cui concentrare le indagini dopo essere stato ascoltato dalla Commissione nazionale sui FAS. Oggi a deporre davanti ai parlamentari è stato il turno proprio dell'amministratore dell'azienda, ritenuta la principale fonte di inquinamento. Nardone risponde così alle affermazioni di Cappelleri. Sì, resta su Miteni perché chiaramente il procuratore sta indagando sulla consapevolezza o meno di anni fa. Questo per quanto riguarda l'indagine all'interno di Miteni, ma io direi che il focus invece, come ha detto il Tribunale Superiore delle Acque a gennaio, deve spostarsi sugli utilizzatori dei PFAS, perché mentre Miteni sta depurando e non immettendo più PFAS a catena lunga, gli utilizzatori ancora lo fanno. Il procuratore, sempre ieri, aveva inoltre dichiarato che a rallentare i tempi per la conclusione delle indagini contribuisce in maniera pesante l'attesa per l'esito delle analisi epidemiologiche realizzato dalla Regione Veneto. Purtroppo questa indagine, a quanto mi dicono, necessita di circa 2 anni di tempo ancora. Oggi il turno alle audizioni è toccato proprio al direttore generale della Sanità del Veneto. Io mi sento di dire che ognuno deve fare il suo mestiere, quindi io non posso assolutamente esprimere nessun tipo di giudizio. Noi possiamo dire che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo assieme all'Istituto Superiore di Sanità. I risultati vengono regolarmente inviati in procura, informiamo la procura di tutto. Forse in fretta e bene è difficile, no?
Ed ora la politica, con la polemica seguita alla decisione del Tribunale di Genova di sequestrare 48 milioni di euro della Lega Nord in seguito alla condanna di Bossi e Belsito nel processo sulla truffa da 56 milioni di euro ai danni dello Stato. Una sentenza politica per farci fuori, commenta il segretario nazionale del Carroccio Gian Antonio Darè. Di poche ore fa la dichiarazione del capo della Procura di Genova: abbiamo il massimo rispetto per la Lega e per tutti i partiti. Non abbiamo messo in atto nessun attentato alla Costituzione, anzi è stata intrapresa un'azione a tutela del Parlamento. E di questa vicenda ne abbiamo parlato ieri sera nel corso di 20 e 10, ospiti in studio proprio il segretario nazionale del Carroccio Gian Antonio Darè e Simonetta Rubinato del Partito Democratico. Sentiamo allora un estratto della trasmissione. È un qualcosa di assurdo, questo ringraziamo naturalmente questo giudice perché la pubblicità gratuita che ci sta facendo, questi sono soldi della Lega Nord che facevano parte del che qualcuno ne ha fatto un uso improprio, anzi un uso personale, e quell'uso personale il danneggiato non è lo Stato italiano ma è chiaramente la Lega, perché sono soldi della Lega, è la Lega che dovrebbe chiedere lumi a Umberto Bossi o comunque alla famiglia Bossi. È un atto politico, lo ha detto lo stesso Salvini, noi andiamo avanti anche senza soldi perché noi, il nostro partito, il nostro movimento politico è fondato chiaramente sui militanti, sui sostenitori, noi abbiamo un'organizzazione territoriale che ci permette di andare avanti anche senza soldi. Non credo ci sia una sentenza politica nei confronti della Lega, se mi posso permettere, perché sennò ogni volta ci sono delle sentenze nei confronti dei partiti, e ce ne sono state, hanno coinvolto anche altri partiti, sarebbero sempre da considerarsi sentenze politiche. Però, voglio dire, la Lega avrà le sedi eventualmente competenti per far valere le sue ragioni. Poi alla fine però c'è sempre un punto finale e le responsabilità, se ci sono, vanno assunte a livello personale o anche di dirigenti di un partito. Torniamo alla cronaca. È stata aperta un'inchiesta sul drammatico incidente stradale accaduto in Valsugana e costato la vita a 2 ventenni, indagato per omicidio stradale l'autista del camion. È indagato per omicidio stradale l'autista del camion carico di polli, contro cui mercoledì notte a San Giorgio in Bosco si è schiantata la macchina con a bordo 3 ragazzi bassanesi. Nel tremendo incidente sono morti Chiara Maschio e Filippo Miotti, ferito gravemente un terzo giovane di Marostica, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Il pubblico ministero Benedetto Roberti ha aperto un fascicolo e ha disposto alcuni accertamenti sulla dinamica dell'incidente per chiarire come siano andate effettivamente le cose in quel drammatico impatto che ha stroncato la vita dei 2 ventenni. L'accusa di omicidio stradale per l'autista al momento è solo un atto dovuto, in attesa dell'esatta ricostruzione sulla dinamica dell'incidente. Sul luogo dello schianto, intanto, la Valsugana, sono tornati i carabinieri e la polizia stradale per ulteriori rilievi. Gli unici testimoni di quanto accaduto sono il camionista che ha raccontato di aver cercato in tutti i modi di evitare l'auto e il giovane superstite ricoverato in ospedale che ancora però, viste le sue condizioni, non può parlare. Sul corpo dei 2 ragazzi morti invece non verrà effettuata l'autopsia. È stato solo disposto un esame esterno con il prelievo del sangue. Come ultimo gesto di generosità, le famiglie di Chiara e Filippo hanno deciso di donare le corne. Rissa tra stranieri in pieno centro a Padova. Nella notte 6 nordafricani si sono picchiati in Piazza delle Erbe. Poche ore prima invece ancora un'aggressione, questa volta ai danni di 2 controllori del tram. Notte di violenza in Piazza delle Erbe a Padova. I carabinieri sono intervenuti allertati dai residenti che sentivano le urla di un gruppo di stranieri, almeno 6 nordafricani che stavano facendo a botte verso le 3 di mattina. Alla vista dell'auto dei carabinieri c'è stato il fuggi generale. A terra sono rimasti 2 tunisini che sono stati portati in ospedale per le ferite, poi sono stati identificati e denunciati. Ma non è stato l'unico episodio di violenza in città. Ieri sera 2 persone dell'Est Europa hanno aggredito 2 controllori di Bus Italia. I 2 stranieri erano a bordo del tram. Alla fermata della stazione si sono rifiutati di mostrare il biglietto che non avevano mai acquistato e così hanno preso a spintoni i controllori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Adesso ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con tante altre notizie dal Veneto. State con noi.
Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Da ieri presidio fisso dei 110 lavoratori della storica Lovato Gas per chiedere di mantenere il posto di lavoro e si dicono pronti a tutto. Dall'oggi al domani con un comunicato ci hanno detto che l'azienda viene chiusa. Questo è il nostro posto di lavoro e noi abbiamo diritto di mantenerlo e mantenere i nostri figli e le nostre famiglie. Siamo in mezzo a una strada purtroppo, famiglie intere senza un posto di lavoro. Il patrimonio che c'è dentro qua è un patrimonio anche dei lavoratori, quindi non si muove nulla dall'interno dell'azienda. Presidio allestito 24 ore su 24 davanti alla Lovato Gas di strada Casale. Loro sono i dipendenti della storica azienda vicentina acquisita dall'Emiliano Gruppo Landi, che hanno ricevuto notizia della chiusura e il relativo trasferimento all'estero dello stabilimento. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, senza una spiegazione logica per i 110 lavoratori. Un'assurdità, dicono, se si pensa che la ditta funziona e bene e ha chiuso il 2016 con 1 milione di utile. Se vuole ottenere forse delle risposte, che la Lovato, che è un fiore all'occhiello per Vicenza, resti a Vicenza. Da quanti anni lei lavora qui? Io lavoro qui da 17 anni. Non ci sono state date delle spiegazioni plausibili. Voi rimarrete qua fino a quando? Fino a quando terremo delle risposte. Io lotterò fino alla fine. C'è rabbia? Molta, ma molta rabbia, molta preoccupazione. Presidio permanente da stanotte ad oltranza. Fino a che arriviamo a una soluzione, quindi non abbiamo paura di restare qua. E non solo comporta noi, sino tutta la nostra famiglia dietro e non è una situazione molto bella. Non solo presidio davanti alla Lovato. Può essere che ci ritroverete nelle strade vicentine, che vi spiegheremo perché siamo in sofferenza e perché stiamo difendendo coi denti questa azienda qua, che è un patrimonio di questo comune qua, di questa realtà. Chiederemo un incontro al sindaco, poi chiederemo al prefetto dal punto di vista rappresenta il governo e faremo un ragionamento anche con la regione. Acqua sporca che cade dal soffitto dello spogliatoio dove ogni giorno si cambiano gli infermieri, accade all'ospedale di Padova. Si è allagato lo spogliatoio del personale femminile dell'ospedale. Dal soffitto è scesa un'acqua sporca, colorata, proveniente forse dalle soprastanti cucine. Le infermiere hanno messo in salvo i loro armadietti ricoprendoli con dei nylon. Il pavimento è cosparso di secchi per raccogliere l'acqua. L'ennesima magagna in ospedale dopo i condizionatori guasti e il topolino in giro per pediatria. Stavolta è toccato alla palazzina del personale. Denuncia il sindacato, non si fanno le manutenzioni. Noi abbiamo visto che i soldi per alcuni casi ci sono. Io mi ricordo proprio nella palazzina dell'allagamento delle tubazioni dello spogliatoio che con una visita di un politico qualche anno fa si fecero grandi lavori di sistemazione addirittura con le piante fuori dove sono cresciute le erbacce. Per cui i soldi, se si vogliono, ci sono. Questioni di scelte quindi, secondo i sindacati, che da tempo chiedono inascoltati che vengano effettuati lavori nella palazzina del personale. L'allagamento è un altro segnale della necessità di un nuovo ospedale per Padova e non solo, anche per chi ci lavora. Bisogna pensare a non litigare per i colori politici della regione e della città o per le varie questioni Padova Est, Padova Ovest, nuovo su vecchio, vecchio su nuovo, eccetera, e andare realmente al concreto. Per costruire un ospedale ci vogliono anni e oggi questi segnali dimostrano che bisogna decidere in fretta. L'estate ormai è davvero finita, le piogge di questi giorni ne sono una dimostrazione, piogge destinate a continuare anche nel fine settimana. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo, cantavano i Righeira, e anche quest'anno dobbiamo salutare le belle giornate di sole e le temperature calde. Le piogge di questi giorni ci hanno portato in pieno clima autunnale. Le temperature sono calate con l'inizio dell'autunno meteorologico, il clima è piuttosto fresco, non è detto che ci possa essere ancora nel proseguo del mese di settembre e all'inizio di ottobre un po' più di tepore, però i 30 gradi dell'estate ormai sembrano andati. E purtroppo anche questa settimana si ripete quella che gli esperti hanno ormai denominato la maledizione del weekend. Il maltempo caratterizzerà le giornate di sabato e domenica in pianura e in montagna. Le precipitazioni saranno localmente
piogge anche abbondanti e talvolta a carattere di rovescio o di temporale. E non si esclude che in montagna faccia la sua comparsa entro fine settembre anche la neve sotto i 2000 metri. L'instabilità potrebbe portare anche nevicate a quote più basse, non sarebbe la prima volta. Bisognerà intanto aspettare martedì, mercoledì per rivedere il sole. Raduno Triveneto degli Alpini in programma a Chiampo, tutto pronto per accogliere le oltre 20.000 penne nere in arrivo da tutto il nord-est, alle quali si aggiungeranno altre 10.000 persone tra parenti, amici e tantissimi veneti che hanno appunto un cuore alpino. Centinaia in partenza dalla Marca, in particolare dal Vittoriese, oltre 350 le penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, guidate dal presidente Francesco Introvigne, in partenza per la dunata che precede il grande raduno del centenario che l'anno prossimo sarà ospitato proprio nella città di Vittorio Veneto. Antenna 3 seguirà questo evento con una lunga diretta domenica mattina a partire dalle 9, così tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti domenica a Chiampo avranno la possibilità di seguire sulla nostra emittente le bellissime immagini delle penne nere in sfilamento. È tutto per questa edizione del Veneto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio le previsioni meteo. Arrivederci. Condizioni di tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni con fenomeni localmente anche intensi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto rovesci e temporali frequenti su buona parte dei settori, in misura minore sulle pianure centro-occidentali, qui con maggiori schiarite e fenomeni più deboli, come ci mostra la grafica. Temperature massime intorno ai 17-21 gradi, valori minimi attesi tra i 13 e i 18 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia, maltempo diffuso anche qui, molte nubi con temporali sin dal mattino, localmente anche forti sulle aree centro-orientali. Temperature massime sui 19-22 gradi circa, minime attese tra i 14 e i 19 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ci sarà un peggioramento del tempo su tutta la regione con rovesci e temporali sparsi, più irregolari e deboli a partire dal pomeriggio. Temperature massime sui 20-21 gradi, minime attese tra 11 e 14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati meridionali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.